La priorità che va data alla sicurezza è praticamente inesistente, perché il rischio di un controllo è infinitesimale, le sanzioni correlate sono anch'esse ridicole, inadeguate, le pene nel momento in cui succede sono anch'esse, diciamo, non adeguate alla gravità di questo fenomeno, alla gravità di questa strage. Dal punto di vista della legge, noi riteniamo, della pena, noi riteniamo vada introdotto il reato di omicidio sul lavoro. Ma quello che in questo momento è più pressante è la prevenzione, ovviamente, e il fatto che lo Spisal, anziché essere tagliato, come è stato fatto anche qui in provincia a Conegliano, vada aumentato nell'organico, che i controlli vadano aumentati. Dopodiché che vada anche facilitata in qualche misura la denuncia, perché molto spesso, non in tutte le realtà, c'è, diciamo, una possibilità che ci sia un RSU sindacale, dei delegati sindacali che si prendono a cuore questo tipo di tema. Molto spesso siamo in realtà industriali di piccola e media impresa, nei cantieri e quant'altro, non sindacalizzate, nelle quali questo non avviene, e molto spesso il lavoratore stesso, precario, quindi ricattabile, quindi in difficoltà, non è nei rapporti di forza da sentirsi di fare una denuncia. Al di là del piangere il caso sul giornale per 2 giorni, è una situazione che da anni ci vede con 1500 morti l'anno su scala nazionale, con il Veneto purtroppo in testa a questa classifica e con una classe politica che non fa nulla di concreto per porre finalmente fine a questa strage.